che siamo a Ceggia, la nostra festa è qui, i carri sfileranno per la città e il carnevale sarà. Ricomincia l'appuntamento con Storie di Voi e lo facciamo con il Carnevale di Ceggia che riparte in grande stile quest'anno dopo lo stop alle sfilate dovute alla pandemia. Siamo all'interno del capannone dell'Associazione del Carnevale. Qui ferve l'attività da parte dei carristi, mancano ormai poche ore alla prima sfilata, quella di domenica 12 febbraio. Siamo qui con la nuova presidente dell'Associazione del Carnevale, Milena Pescarollo. Milena, tante le novità, prima sfilata in notturna, ma si comincia già nel pomeriggio. Che cosa fate domenica? Partiamo con un evento comics a Luna, dove ci saranno dei giochi da tavolo, giochi di una volta, un'area del mercatino e una gara con i cosplayer. Poi alle 18:30 partiremo con la sfilata, novità dell'ultimo secondo, aprirà la sfilata la fanfara di Ceggia. E finita la sfilata continueremo la serata con un DJ per tutti i giovani. Ecco, ricordiamo Milena che la sfilata in notturna è anche la più suggestiva, è quella in cui si possono ammirare non solo i movimenti dei carri, ma tutte le luci, i giochi di luce e di colori appunto che accompagnano i carri di Ceggia. Ovviamente dovete esserci tutti, per chi non potrà esserci però ci sono anche altre due sfilate, ricordiamo le date e poi quando ci sarà l'incoronazione dei carri vincitori. Allora, l'altra sfilata sarà domenica 19, che è di pomeriggio da Luna, e poi il martedì 21 ci sarà sempre la sfilata con la chiusura della premiazione della gara tra le compagnie. Ecco Milena, il Carnevale non si è fermato in questi anni, avete fatto tante attività, avete fatto i progetti con le scuole, però insomma il Carnevale è la sfilata dei carri. Quanto siete felici di ritornare a sfilare? No, la felicità è grande, oltre più che altro perché abbiamo riportato i giovani all'interno del capannone ed è quello che a noi premeva in primis di tutto, e anche perché vedere tanti giovani dentro qua che si impegnano da settembre a febbraio, che passano le serate, stanno in compagnia, mangiano insieme, vuol dire tanto. Sono delle realtà che in giro non ci sono così. E allora seguiteci, andiamo proprio a conoscere i carristi e cerchiamo di capire qualche segreto di come realizzano questi carri. Ho qui due dei componenti di questo gruppo che sono Sebastiano ed Alex. A proposito di ripartenza, ripartono le sfilate del Carnevale di Ceggia, ma parte anche un nuovo gruppo, i ventenni New Generation, che raccolgono l'esperienza dei ventenni Go to Future del passato. Sebastiano, allora, partite con questo nuovo gruppo, voi siete giovanissimi entrambi, come mai dei ragazzi così giovani si mettono a costruire dei carri? Era da un po' di anni che facevamo parte in realtà del vecchio gruppo, no? E ci siamo fermati come tutti con il Covid e poi quando si è parlato di ripartire con il Carnevale e tutto, il vecchio gruppo non c'era più, però la nostra voglia di continuare a far carri c'era ancora. E allora abbiamo detto vabbè, proviamo a fare qualcosa e alla fine è venuto fuori lo stesso un carretto. Alex, raccontaci insomma i sabati sera passati qui al capannone, tante serate anche durante la settimana, invece non so per esempio di andare al pub o da altre parti. In realtà qui si fa amicizia e c'è veramente tanto spirito di gruppo. Sì, allora il sabato sera qua per noi è stare in famiglia alla fine. Quando costruisci un bel gruppo ci affezioni tanto al posto, al lavoro, ci passi veramente tanto tempo, ci dedichi una parte della tua vita, la dedichi qua dentro. Senti, ma quante ore ci lavorate a questi carri? Allora dipende, variamo dalle 3 alle 12 ore Al giorno? al giorno. Ci troviamo qui nella parte del capannone dove opera il gruppo di Riva Zancana, uno dei gruppi storici del Carnevale che ha già superato i 50 anni di attività. Siamo qui con Manuel Guiotto, adesso da Manuel ci facciamo spiegare come si realizza concretamente un carro. Tra l'altro, come potete vedere alle mie spalle, 3 generazioni in pratica che lavorano, dai bambini agli adulti fino, possiamo chiamarli ai nonni, ovviamente non si offendono. Manuel, cosa state facendo qui? In questo momento state lavorando sulla cartapesta? Sì, questa qua è proprio la base della cartapesta, in pratica è una colla calda
fatta con farina e acqua, quindi molto molto semplice, e messa su fogli di carta. Non a caso ci saranno dei vari passaggi di 2, 3, 4, 5 fogli in base allo strato e allo spessore che dobbiamo ottenere, e viene posta su uno stampo fatto in gesso in modo da poter avere il positivo dello stampo. Ovviamente lo stampo è il negativo della forma che vogliamo avere, appunto da riuscire a raggiungere la sagoma finale senza imperfezioni. Prima si parte dallo stampo in creta, che viene a sua volta messo su una struttura precedentemente fatta in ferro, viene livellato e sagomato, e una volta sagomata stendiamo sopra con una tecnica particolare di spruzzo il gesso fino a riuscire a ottenere lo stampo che appunto in questo momento stiamo completando con la carta. Per ottenerlo finito ci vorrà ancora più tempo, perché dovremo mettergli dei ferri dentro per creargli un po' di struttura, se no non sta in piedi. Creature magiche, mostri giganti, sempre più simili a quelli dei film. Quella che ieri era solo una strada, in un sogno muterà. Abbiamo strappato al suo lavoro sul polistirolo Luciano Giacomini, che di Riva Zancana è il capocarro. Luciano, come si apprende la costruzione dei carri, e adesso che tu hai 30 anni alle spalle, come lo insegni ai ragazzi che si stanno avvicinando? Ma allora io ho preso da un signore che ci ha insegnato molte cose, e io adesso faccio la stessa cosa, insegno a loro, quei giovani, che spero che un domani riescano a fare meglio di me quello che faccio io. Cerco di insegnare la stessa cosa che mi ha insegnato il povero nonno, perché noi lo chiamiamo nonno perché era una persona come me. Adesso ho i capelli bianchi, anche lui aveva i capelli bianchi, e noi, essendo ragazzini da 16-17 anni, lo chiamavamo nonno. Ci siamo spostati, siamo adesso nella parte del capannone dove operano gli amici del carnevale. Con me c'è Enrico. Quando venite a vedere i carri qui a Ceggia, non potete non notare che una delle caratteristiche di queste meravigliose opere è il movimento. I carri fanno dei movimenti, ma anche dei movimenti molto complessi. Li si possono ammirare in tutte le sfilate, soprattutto in quella notturna. Adesso Enrico ci spiega come si fa a far muovere un carro. Sì, diciamo che principalmente in un carro si può muovere sia con movimenti meccanici, quindi oleodinamici o anche pneumatici, o manuali. Noi principalmente usiamo movimenti manuali perché ci consentono di avere dei movimenti più fluidi, che somigliano ai movimenti reali che hanno le persone nella realtà, e quindi adoperiamo tramite leve, ralle e perni, e facciamo muovere i nostri personaggi con i movimenti che bene o male troviamo in natura. Dal punto di vista del progetto che realizzate, andate a studiare anche proprio come organizzare i movimenti, immagino. Sì, c'è sia uno studio precedente, perché una volta disegnato il bozzetto, decidiamo che movimenti vogliamo farli fare al movimento, perché i movimenti vincolano la costruzione del carro. Quindi partiamo prima dalla struttura, poi facciamo il movimento e poi andiamo a sagomare tutto quello che è il carro mascherato e le nostre figure che ci importano. Allora, ci siamo arrampicati, per modo di dire, sul carro di Fantasilandia per parlare con Andrea di quelle che sono le altezze dei carri, perché uno degli elementi che colpisce chi viene a seguire il Carnevale di Ceggia è proprio l'imponenza di questi carri. Andrea, un carro più o meno quanto è alto? Ma mediamente siamo tra i 10 e gli 11 metri, ma più di qualche volta viene sforata anche questa altezza qua. Ecco, noi siamo all'interno del capannone, per cui in realtà il capannone ha un'altezza inferiore, ma quello che dobbiamo spiegare alla gente è che qui vengono realizzati, ma poi prima della sfilata, poche ore prima, cosa fate qui all'esterno? Vengono montati, perché ovviamente i portoni hanno un'altezza di 8 metri e 47 centimetri, quindi dobbiamo per forza di cose mantenere questa altezza all'interno del capannone. E appunto, una volta usciti a mezzo gru edile, vengono montati gli ultimi pezzi e si raggiungono le altezze massime, che sono poi quelle che abbiamo detto prima, 10, 11, a volte 12 metri.
E concludiamo il nostro viaggio nella parte del capannone dove ci sono le simpatiche canaglie che sono impegnate nella fase di dipintura del carro. Qui potete vedere una bella selezione di vernice e abbiamo Matteo e Michele che adesso ci spiegano come si dipinge un carro. Matteo, che colori utilizzate e come viene fatta la dipintura del carro? Si utilizzano delle pitture comunque da muro lavabili. E inizialmente il carro viene dato un fondo bianco, il quale diciamo porta via tutte le imperfezioni magari della carta e del sottostrato comunque, e successivamente al fondo viene dato un ulteriore fondo e su quella tinta là diamo queste sfumature per creare una tridimensionalità al carro e comunque renderlo più vivo, diciamo. Ci siamo addentrati nel dietro le quinte del capannone, in questo stanzino si stanno preparando i costumi. Abbiamo Chiara e Valentina che sono al lavoro proprio per realizzare quelli che sono i costumi che indosseranno i figuranti, nella fattispecie del carro di Fantasilandia. Allora, qual è il lavoro che state realizzando e quanto importanti sono i costumi? Cerchiamo di addentrare un po' anche al carro, quindi abbiamo usato un po' di toppe termoadesive con qualche pianeta, qualche astronauta e poi alla schiena del camice portiamo il nome del gruppo e poi vediamo se aggiungere qualche formula, Anche qui c'è molta manualità, state lavorando con tutta una serie di colori, pennelli, insomma tanto estro ci vuole.